detto: ma perché parlate solo del mutismo selettivo dei bambini? I bambini hanno più possibilità di uscirne fuori, ci sono più strumenti, sono piccoli, quindi è possibile seguirli, eccetera. Ma quello dei grandi nessuno parla. Nessuno pensa a noi, è una ragazza, fra l'altro francese, a noi adolescenti che viviamo ancora questo problema e agli adulti che vivono ancora questo problema, come se non ci fosse più una sorta di speranza, visto che nessuno ne parlava. Devo dire la verità che questo piccolo post scritto pubblicamente mi ha veramente scioccato. Io non avevo mai preso in considerazione questa parte. Ci eravamo concentrati molto sui bambini, sulle tecniche che si potevano utilizzare, su tantissime cose, ma dal punto di vista veramente divulgativo, perché io non sono nessuno, io sono un'editrice, non sono una terapeuta. E quindi mi è venuto in mente, ho provato a pensare, mi ricordo la sera stessa, a come può essere la vita di una ragazza che non parla, la vita nel silenzio. Mentre, voglio dire, un bambino ha la possibilità, gioca, fa rumore con le cose, fa rumore, comunque c'è un suono. Ha tante possibilità anche di confrontarsi con gli altri così, ma una ragazza o un ragazzo deve andare al cinema, deve fare il biglietto, gli piace una ragazza, vuole dirle ti amo, a scuola, uscire per fare shopping, cioè di tutte quelle cose che a noi sembrano assolutamente normali, per qualcuno che in silenzio non lo sono. Di raccogliere testimonianze, questa volta però di ragazzi, di genitori, tutto quello che trovo in questo libro. Ci sono insegnanti, ci sono psicoterapeuti, ci sono ragazzi, c'è anche penso 2 ragazzi francesi che hanno delle storie anche più difficili a scuola. Le abbiamo raccolte e ne abbiamo fatto un libro. Devo dire che devo assolutamente citare e ringraziare la curatrice Daniela Conti, che ha fatto un lavoro immenso, perché ha fatto tutto lei, praticamente ha dato a ogni storia un'introduzione quasi poetica. È uno dei disturbi forse più facili da diagnosticare. C'è una mia collega che dice basta sapere che esiste per riuscire a diagnosticarlo, perché questi bambini a casa chiacchierano, parlano, scherzano, sono sciolti, in altri contesti, la scuola è il più classico, si bloccano, non parlano, a volte hanno anche una difficoltà motoria nel muoversi nel contesto diverso da quello di casa. E questo chiaramente vale per vari contesti, per varie situazioni. Ci sono bimbi che non riescono a parlare con gli adulti ma parlano con tutti i coetanei, bimbi che non riescono a parlare a scuola ma con le stesse persone incontrate al supermercato non ci sono difficoltà. La cosa che veramente vorrei che fosse chiara, che ormai insomma si evince anche proprio leggendo queste storie, è che non è che non vogliono parlare o non possono parlare, non riescono, non escono le parole, è un blocco.